Alessia Chelucci. Buonasera Enrico. Buonasera amici a casa. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti alla Juanita qui presente. Buonasera Enrico in regia, buonasera agli amici a casa. Brava, buonasera Enrico anche in regia. Sì, e buon prima lavoro. non l'ho salutato, lo e saluto buon adesso. lavoro. Ragazzi, tutto ciò che possiamo dire su Ornella Vanoni è già stato detto. L'unica cosa che possiamo fare noi è ciò che sappiamo fare meglio, quindi cantare le sue canzoni. E di ciò devo ringraziare Alessia Chelucci e Valentina Branca, perché sia questa sera che domani sera saranno presenti tantissime delle canzoni di Ornella, con tanta emozione, con tanta tristezza nel cuore. Voglia. Ieri sera lo so che non dobbiamo dirlo, però c'è una trasmissione che ce l'aveva sempre presente. Ieri sera non vederla entrare, Enrico, è stato pazzesco. E devo fare anche complimenti a Fabio Fazio, perché ieri sera credo che sia stata una diretta molto molto difficile da gestire, perché comunque ci sono degli interventi comici, sono comunque gli interventi comici in uno spazio pesante come era ieri sera. Comunque sia, amici a casa, tra un po' noi giocheremo anche. Abbiamo il giochino nuovo, ma nel secondo tempo. Ma voi mettetevi già pronti nel cellulare il 378 4080 506, ripeto 378 4080 506. Deve essere prontissimo, perché questo nuovo quiz è quasi un quiz a tempo. È bellissimo, ci saranno non uno, non due, ma ben 3 premi, quindi ragazzi, tutto questo nel secondo tempo. Abbiamo e vogliamo ricordare Ornella in queste 2 serate, quella di stasera e quella di domani, ma non dimentichiamo anche di 2 donne, 2 ragazze, 2 ragazzine che quando arrivavano a calcare i palchi non solo della televisione italiana ma della televisione di tutto il mondo, portavano la loro arte e quindi la loro allegria e le loro gambe lunghissime. Vai. La notte è piccola per noi, troppo piccolina, c'è troppo tempo per ballare e per cantare. Se il giorno è lungo da passare, la notte vola. La notte è piccola per noi, troppo piccolina, ma per chi canta come noi, insieme a noi, per 1000 ore durerà, un'ora sola. La notte è tenera, tenera, giovane, giovane, splendida, splendida, bella da morire. La notte è piccola per noi, troppo piccolina, ma cosa stiamo ad aspettare? Vieni a ballare, arriva l'ora prima o poi che ci innamora. La notte è tenera, tenera, giovane, giovane, splendida, splendida, bella da morire. La notte è piccola per noi, troppo piccolina, se stiamo insieme durerà, non fuggirà. Il tempo qui si fermerà, tutto resterà, splendido così, solo per noi, per noi, per noi. Le gemelle Kessler. Bravissime, bellissime, insomma. Adesso, Juanita,
ti faccio salire sul palco perché Sì. andiamo un po' a raccontare di questo gioco nuovo. Ok. Regia, allora, regia, vieni Wani, vieni qua vicino a me. Arrivo. Perché non ci sarà, come ho detto prima, un solo premio, non Sono due. incastrata nei Cosa fai? E Cosa fai? faccio Capisco che abbiamo visto le Kessler e quindi come Esatto. ballavano loro sul Volevo palco. tirare sulla gamba. Andiamo a vedere un po' il regolamento. Allora regia, fammi apparire qua il regolamento con i numeri di telefono. Non te l'ho detto prima, ho detto tutto nel secondo, invece voglio già parlarne nel terzo. Quindi non avete un premio. Potete vincere un panettone da 1 chilo. Poi mica un panettoncino da 1 chilo. Sì. Rimane il nostro zainetto. Quello Il nostro sempre. zainetto. Sì, perché chi non l'ha vinto lo vuole vincere. Ma è E giusto, quindi ma poi è comodo. e poi abbiamo un buono per un pranzo o una cena dall'Osteria Ravezzana di Torino. Hai detto niente, Ragazzi, tanta roba. è semplicissimo. Quando vi dirò il via nel secondo tempo, dovete comporre questo numero, il 378 4080 506. Prendete la linea se ci riuscite e vi farò una domanda. Questa domanda ha 3 risposte. Se voi indovinate la risposta, entrate a far parte del gioco. Ancora di più, perché ci saranno 6 buste. Dentro queste buste ci sono i 3 premi, ma solo 3 buste hanno il premio dentro. Altre 3 buste vieni Cioè pure, sono vieni. vuote le altre? Le altre buste non sono vuote, ma c'è una faccina triste perché devono riprovare. Caspita. Quindi è un giochino simpatico, non dovete scervellarvi come quello di prima con gli indizi che Meno male, le direi. tra virgolette le caghette che mi hanno mandato a casa. Tante. Ne ho per 1 mesetto e mezzo, quindi passare un Natale non ti dico dove. Ok. Quindi è un gioco più immediato, più vivo, più attivo, quindi mi raccomando, telefonate ma nel secondo tempo. Ok, segnatevi il numero Va bene. 378 4080 506. Grazie regia. Allora regia, faccio solo un piccolo cambio in scaletta perché adesso andiamo a cantare la nostra canzone, perché arriva Io e te. Io sono il filo, tu l'equilibrista. Tu sei la tela, io sono l'artista. Tu sei il giornale ed io la notizia. Tu sei la pioggia, io il temporale. Io sono la nota, tu sei il vocale. Tu sei il mare, io il maestrale. Io sono Dio e tu la bestemmia. Io sono l'uva, tu la vendemmia. Noi siamo noi, io e te, io e te, io e te. Non è solo un noi, io e te, io e te. Io sono la sveglia, tu sei il mattino. Tu sei il caffè, io il cucchiaino. Io sono il sonno e tu sei il cuscino. Io sono l'istinto, tu la ragione. Io sono il biglietto, tu l'attrazione. Se tu sei realtà, io sono finzione. Tu sei la corsa, io sono l'arrivo. Se tu sei lontana, ti resto vicino. Noi siamo noi, io e te, io e te, io e te. Ma non è solo un noi, io e te, io e te. Io sono il vento, tu sei la vela. Io sono il sole, tu la primavera. Io sono la torre e tu la scacchiera. Testo e musica, che luci bei reti.
sei la corsa, io sono l'arrivo. Se tu sei lontana, ti resto vicino. Adesso insieme, noi siamo noi, io e te. Eccola qui, il nostro brano. Sì, che bello. Con tante cose in comune e in non comune, no? Non so com'è il contrario di una cosa in comune. In disaccordo. Farmacia. In disaccordo, non fa battute, non far battute quando non sei zia Marta, perché quando sei zia Marta ti vengono bene, quando non sei zia Marta non le capisce nessuno. Oh già. Comunque devo dire che anche questa rivisitazione non è niente male. Sono contento, l'abbiamo dato un po' più di energia, un brano che è uscito un po' di mesi fa. Enrico in regia, noi ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo, poi torniamo in onda con un altro brano della grande Ornella Vanoni e subito dopo apro le telefonate per il nostro nuovo gioco. Pubblicità. Adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia? Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia, ce la incorniciamo o la butto via. Parole sulle note sono state la migliore compagnia per affrontare la stupidità, abbiamo ancora l'allegria. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù, io sarei una santa anima che canta in equilibrio sopra un'emozione che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo ma che resta in fondo al cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro al vanto, un sorriso dentro al pianto. Io sono tutto l'amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto, un sorriso dentro al pianto. E adesso che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare ferite da leccare, grandi amori solo da desiderare. Se l'universo scomparisse in un istante non ci fosse più, io sicuramente resterei per sempre in equilibrio sopra un'emozione che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo ma che resta in fondo al cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro al vanto, un sorriso dietro al pianto. Io sono tutto l'amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto,
Alessia Chelucci. Ornella. Un sorriso dentro al pianto. Adesso siamo spariti un attimo. Sì. Come mai? Come mai, regia, siamo spariti un attimo? Come mai? Si è emozionato anche Enrico. Ma lo so che è una puntata particolare, sì, questa di Casa Pieretti, però adesso cerchiamo. Ah sì, non posso rispondere cosa mi ha scritto la regia. Adesso facciamo entrare Juanita, le buste protagoniste del nuovo gioco di Casa Pieretti. Quale onore, eccole qua. Queste sono le 6 buste con all'interno i 3 premi e i 3 non premi. Quindi, amici a casa, sapete ormai, basta che dite o la 1 o la 2 o la 3, la 4 o la 5 o la 6 Vediamo cosa c'è all'interno, ma però prima dovete rispondere a una domanda semplice, è proprio un giochino. Quindi apro immediatamente le telefonate. Pronto? Chi sei e da dove? Ne abbiamo già una, così sul momento. Vediamo un po'. Pronto? Buonasera Alessia, buonasera Enrico, non vedevo l'ora di riparlare con voi. Che bello, ciao, buonasera a te. E il piacere è tutto nostro, grazie davvero. Chi sei e da dove? Sono Andrea di Borgomasino. Andrea di Borgomasino. Andrea, allora regia, mi fai vedere innanzitutto i premi, regia, questa... Ah sì, ok, aspetta che ti tolgo subito le parole della canzone di prima. I premi sono il panettone, oppure puoi vincere lo zainetto o il buono Rabezzana. Ok, mi raccomando, Andrea di Borgomasino, però prima di andare a scegliere una delle 6 buste, sei pronto? Al brucio ti dirò una domanda. Nel frattempo che la dirò arriverà nella vostra TV. Dai, sono felicissimo di inaugurare questo nuovo gioco. Anche dai. noi. Ma quando finisco di dirti le possibilità, hai 5 secondi e poi devi darmi la risposta. Enrico e regia, sei pronto? 1, 2, 3, vai con la domanda per Andrea di Borgomasino. Si tratta di Anna Oxa, vince il Festival di Sanremo con la canzone Senza Pietà nel 1988, 1999, 2007. 5 secondi. Nel 1999. Risposta esatta, attenzione. Risposta esatta, ma al momento non hai ancora vinto niente. Lo so. Ci sono le 6 buste. Però. Le 6 buste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cosa scegli? Vai. Guarda, io sono nato il 13 di febbraio, quindi abbiamo l'1, il 3, il 2 e ti dico il 6. Dai, facciamo la somma. Perfetto. Allora, prendiamo il 6, grazie. Vediamo un po' cosa e se c'è nascosto un premio per Andrea di Borgomasino. 50-50. Sì, esatto. Sì, e poi la seconda telefonata avrà un po' di più possibilità, un po' meno, bisogna vedere cosa c'è qua dentro. Ma io amo il rischio. Andrea, sei pronto? Andrea? Vai! Non c'è niente. No. C'è la faccina triste. Quando Ma c'è... no! Quando c'è la faccina triste non vinci niente. Però grazie per aver giocato. Grazie mille, Andrea. Grazie a voi. Ciao. Senz'altro. Ciao. C'è questa possibilità, ma attenzione, la prossima telefonata avrà 2 buste non vincenti e 3 buste vincenti. Andiamo a rispondere al telefono. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao a tutti, sono Anna da Busca. Ciao Anna da Busca. Ciao. Hai capito come funziona il nostro giochino? Puoi vincere un panettone da 1 chilo, puoi vincere lo zainetto o puoi vincere il buono Rabezzana, che è un'osteria fantastica di Torino. Sei pronta? Ci proviamo. Dai. Allora, vai con la domanda, Enrico, in regia. Vai, vediamo subito quale domanda per la nostra amica Enrica, giusto? Anna, ok. Qual è il vero nome di Nina Zilli? Maria Sole, Anna Chiara, Maria Chiara. 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5. Risposta? Sì. Risposta? La C. La C, Maria Chiara? Sì, non lo so. Non la sai, ma l'hai azzeccata. Brava! Brava, bravissima. Ci vuole anche la fortuna, beh, sì, anche perché hai tre possibilità. 3 possibilità. Allora, l'1 sono rimaste la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Vediamo un po'. Su che busta vai? Allora, i bimbi mi dicono la 2. Allora, se i bimbi dicono la 2, prendiamo la 2. E 2 sì. Io mi avvicino alla telecamera. Chi ha scelto la 2? Sia Umbe che Ludo. Allora, vediamo un po'.
Se... Oh mamma. Attenzione no, un'altra ce la un'altra faccina triste, ma no, ma che peccato. mi dispiace tantissimo. Un abbraccio ai bimbi e grazie per aver giocato. Grazie a voi, Tanto un abbraccio. questo gioco c'è fino alla pausa invernale, quindi riprovate, ok? Certo, sicuro. Grazie mille, grazie. Grazie, ciao. Ciao. Ma mi piace. Però adesso metti giù la chiamata. sì, così esatto, diamo grazie, spazio grazie. a- Adesso però le possibilità di arrivare a premio sono tantissime, perché sì. su 4 buste ce n'è solo una con la faccina triste allora. e le altre hanno un premio. Vediamo un po' chi. Pronto, chi sei, da dove? Ah, ciao Enrico, Ciao. Luca da Ceva. Luca da Ceva. Ciao Luca. Luca. Ciao Luca. Ciao. Sei pronto per la tua domanda? La tua domanda personale, ok? Ci proviamo. Vediamo. Dai. La domanda per Luca è questa. Vai regia. Vai regia. Nasce il brano dei Nomadi Io Vagabondo nel 67, 72, 79. 1, 2. 72. Ma sono bravissimi questa sera, ragazzi. molto Bravo! più di me, bravo. Bravo Luca, bravo. È che non hanno neanche il tempo di cercare, No, perché hanno beh, 5 giusto. secondi per rispondere. E quindi bravo Luca. Adesso 1, 3, 4, Tra l'altro, 5. Enrico, l'hai riconosciuta prima che era Anna, anche lei del fan club. Io purtroppo non ho i numeri salvati sul cellulare, quindi io saluto tutti, grazie Sempre. per giocare con Ciao. noi, grazie al Fans Club. Se non l'avete ancora fatto, amici a casa, iscrivetevi al Fans Club, siamo già quasi in 500 e quindi grazie di cuore. Davvero. È bellissima questa, un'emozione. Ma torniamo alle buste. 1, 3, 4, 5. E proviamo la 3. Proviamo la 3, vai. Proviamo la 3. Ragazzi, se c'è la faccina triste davvero? anche nella 3, partiamo veramente. Dopo sono a posto. Luca da Ceva. Mo vediamo un po'. Vediamo. Hai vinto il panettone da 1 chilo. Voilà, il panettone è Il andato. panettone da 1 qualcosa di chilo. mancereccio. Bravo Luca, un abbraccio a tutti. Vuoi fare dei saluti? Salutiamo tutti i membri del fan club, giustamente. Certo. E Che questi cresceranno. li saluto anch'io con tutto il cuore. Amici all'ascolto, mi raccomando, andate su Facebook, su Instagram, Fans Club Casa Peiretti, ci sono delle cose belle, stiamo organizzando delle cose belle. Grazie Luca e complimenti per il panettone. E di tanto ce lo mangiamo con Anna, quindi che non si arrabbi che non ha Allora, vinto. premio di consolazione, Anna. Va bene. Grazie Ciao. mille. Ciao Luca. Ciao, buona serata, ciao. Vieni pure Alessia qua vicino a me. Ritorneremo a giocare domani. Ok. Insomma, il giochino è carino. Sì, è carino, mi piace. Vuoi che sposto le buste? No, la regia mi scrive una cosa importante. Alla fine devi fare la controprova delle buste, perché secondo Sì, te, regia, assolutamente. non si fidano di Enrico, devo mettermi a aprire le altre. Vi garantisco che in una di quelle c'è una faccina triste e nelle altre c'è il buono e lo zaino. No, io voglio ancora vivere di fiducia. Va Di bene, fiducia, allora perché qua ci fidiamo. Qua Poi siamo guardo dal e vivo. vi scrivo. Qua siamo dal vivo, non c'è nulla No. di falso, nulla di irreale. Tutto ciò che succede lo vedete in diretta nelle vostre TV. E adesso torniamo nel repertorio della grande Vanoni con un brano scritto per lei, uno dei tanti da Gino Paoli. Continuano ad arrivare telefonate, è bellissimo ragazzi, 3 telefonate al giorno. Posso anche dar 3 premi, come non darli? Quello. Comunque dipende, certo. torniamo a parlare di Ornella, un brano scritto per lei da Gino Paoli in una versione molto, molto elegante, molto, molto, molto fine. Dal titolo, e la canzone si intitola Che cosa c'è? Aspetta con le buste, aspetta. Ok. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. E cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te.
che ti voglio tanto bene, che il mondo mi appartiene, il mondo mio che è fatto solo di te. Come ti amo, non posso spiegarlo, non so cosa sento per te, ma se tu mi guardi negli occhi un momento, lo puoi capire anche da te. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te. C'è che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino. Ecco che c'è. Alessia Chelucci, brava, bravissima. Grazie. Ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo e poi arrivano tutti, ma proprio tutti, i loro messaggi e ancora un brano dove vi chiederò una cosa strana, amici a casa, ma perché venga bene il brano ho bisogno di voi. Ma tutto questo dopo la pubblicità. Ma della tua infanzia cosa ti ricordi? Della mia infanzia? Sì, cosa esatto. Benvenuti in questa seconda parte, sono le 20:44, prendo un po' di tempo, triette a 348 80 40 254 per tutti i vostri messaggi, perché introduce proprio il prossimo brano. Allora, se posso, perché tanto è così ed è giusto anche rimanere in tema Ornella Vanoni, io ti direi e ti dirò che avevo una madrina, la quale io veramente ero affezionata in una maniera tantissimo. Sì, si è capito, eri tanto affezionata. Era come una mamma per me, e anche lei, come Ornella, era già lei una anticonformista, era già tanto avanti, ti parlo degli anni 70, no? 60, quando era giovane. Era una donna libera come Ornella. Era una donna libera, una donna fantastica, e a casa sua c'era sempre tanta gente, ma non gente della sua età, gente anche molto più giovane. Secondo me era un Ornella Vanoni anche lei. Io invece mi ricordo qui davanti, proprio a fianco a casa Peiretti, oltre quel muro c'era una pianta di ciliegie enorme. Io mi ricordo che con la mia nonna ci si divertiva a raccoglierle, a scuotere i rami per vedere se scendevano. Io della mia infanzia ricordo il profumo della legna, perché ci si scaldava prevalentemente con la legna. Mi ricordo tante cose, e il prossimo brano vi fa proprio tornare indietro nel tempo. Ha un titolo particolare perché è una frase che forse nella vita tutti ci siamo posti: ma perché non si vive per sempre? Ma perché scappa il tempo? Dove va? Tornerà chi abbiamo perso e non c'è più. Ed è un brano che io vi invito tutti voi a casa, e fatelo per goderlo al meglio. Alzate il volume della TV, ma subito dopo chiudete gli occhi. Chiudi. C'erano dei giorni che tornavo su da scuola, si sposava la polenta con il vino e la pinvolo su nel cielo. C'erano dei sassi da tirare contro al sole al campanile, taciturno come il vecchio prete orfano di Dio. C'era quella casa aperta a tutti come un porto di campagna, una Necchi per cucire un pianoforte tutto mio. Ma perché non si vive per
C'era da aspettare mio padre a sera che tornava, che sudata con la moto, sempre più in salita dalla fonderia. C'era poco e tutto, stanze fredde, caldo letto, odor di brace di animale, facce rosse, fisarmoniche, jukebox, piante da scalare per ciliegie, per guardar lontano America e Milano, all'orizzonte sopra il tetto in cima a un ramo. Ma perché non si vive per sempre? Tornerà chi abbiamo perso e non c'è più. Si potrà fare un primo maggio qui, dove sei solo quel che sei, perché noi siamo sempre noi. Ma perché non si vive per sempre? Casa mia, prateria, quasi in città. La realtà braccerà mai la fantasia. C'è un casello, un cartello, via, mezzo cuore lo parcheggio qua, l'altro pezzo la strada la sa. Ma perché non si vive per sempre? Ma perché scappa il tempo dove va? La realtà non ammazzi la fantasia, che bordello, che nostalgia. Io cammino in libertà, sarò ancora io quello, chissà. E adesso subitissimo a leggere tutti i messaggi. Non ce la faremo a leggerli tutti, chiediamo scusa, però i tempi erano nuovi col giochino, abbiamo 6 minuti, dobbiamo leggere 60 messaggi, non ce la faremo mai, però ci proviamo. Ciao Enrico, vorrei fare tanti auguri di buon compleanno alla mia splendida nipotina Maria che compie 7 anni, felice compleanno, ti voglio bene. Zia Nancy, ti chiedo se è possibile dedicare la canzone Ti voglio tanto bene della Nannini, la metteremo in programma. E tanti auguri piccolina, auguri, 7 anni, beati il canto e la musica che non rinunciano a se stessi, hanno dato lustro nei secoli a Santa Cecilia e gioia dell'umanità. Saluti Carlo Rotellini, ciao Carlo Rotellini, grazie Carlo. E andiamo avanti con buonasera Enrico Alessia, è stato bello conoscere di persona. Ciao Mary, ciao Rosalia, grazie mille, grazie. Buona serata amici, super canzoni, lo dice Dani e noi ringraziamo. Ciao, Dani. Vai, ti ho detto io, tu saluta, vai. Vai regia, velocissimo. Ciao Enrico, tutta casa Peretti, bentornati anche questa settimana a tenerci compagnia dal tuo migliore amico Andrea di Borgomanero. Grazie Andrea, grazie mille. E poi. Buonasera Enrico, buonasera Alessia, bentornati. Oggi si è dato l'ultimo saluto alla grande Ornella Vanoni, una grande artista italiana, europea, mondiale. Per ricordare potreste cantare una delle sue canzoni, magari una milanese come Mamì, lascio a voi la scelta. Grazie Marco di Intra, questa sera ne abbiamo cantate tante di Ornella, domani altrettante, quindi non perdetevi neanche la puntata di domani. Grazie Enrico, grazie come sempre per la gentilezza e l'ospitalità. Domani ricorre la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne a Macello, ore 18:30 ci sarà una camminata congiunta tra i comuni di Buriasco, Macello, Garzigliano, Osasco. Saluto tutti coloro che vorranno partecipare per quella giusta e sacrosanta causa Adriano da Macello, e domani sera canteremo anche il mio brano scritto apposta per quello. Ciao ragazzi, vorrei ascoltare Nel nome di Dio o Noemi di Enrico Peretti. Grazie Milena, va bene, te la metto in programma, non domani sera, mercoledì o giovedì. Grazie mille, meravigliosi Enrico d'Alessia, per l'omaggio alla grande artista Ornella Vanoni. Lo dice Laila e noi ringraziamo Laila, grazie di cuore Laila. Ok, buona serata a tutti voi, bravo Enrico, bellissima musica, grazie, con tanto di cuoricini, non ti sei firmato, va bene così, grazie. Ti voglio bene lo stesso. Ciao Enrico, ciao Alessia da Elena, grazie Elena. Grazie, vai regia. Bentornata a Casa Peretti per una nuova settimana. Complimenti per il magnifico brano introduttivo di stasera. Vorrei chiedere di ascoltare Donne Italiane dedicandola alla bellissima Alessia. Grazie, con riconoscenza ed ammirazione Edo. Va bene Edo, è un bellissimo pezzo dei Pooh che ti farò. Lo farò qua vicino a te. Grazie. Buon appetito e buona cena chiunque tu sia. Ma che bella, Alice si chiama? Ciao Alice, ciao. Che belle anche le tazze a forma di panda, sono bellissime. E poi, grazie Alice. Vai regia, bravissima, buona serata. Maria da Torino, grazie Maria. Ciao Maria, grazie un abbraccio. Maria. E dopo Maria abbiamo
abbiamo ciao Enrico, siamo Giulia, Elisabetta, Anna Chiara e Diego da Pinerolo. Ciao ragazzi. Ciao Pinerolo. Ciao Pinerolo. Che bello. Grazie Pinerolo. Ciao, e Enrico. poi siamo ancora noi, le sorelle. Ti mangeremo come dessert. La tua canzone stratosferica. Grazie sorelle. Grazie. Dai, un abbraccio. E che vi Ciao. garantisco che io sono peggio di un pissacan, non sono commestibile. Ciao Enrico, ciao Alessia, bellissimo inizio di puntata, bravi voi, grazie di tutto Ornella, ovunque tu sia, cuore, viva Casa Peretti, Roby75, metti sul 13. Ciao Roby75, grazie. Ciao Roby, un abbraccio, grazie. Ciao Enrico, siamo Giulia, Elisabetta, Anna Chiara, Diego e Luigi Pinerolo, vi seguiamo sempre come ogni sera, un saluto anche ad Alessia, grazie per quest'ondata di affetto che Grazie ci regalate mille. tutte le sere. Buon inizio settimana, Silvia da Montalciata, sempre Ciao, Silvia. presente, grazie Silvia, grazie di cuore. E poi abbiamo ciao Alessia, ciao Enrico, bellissimo ricordo per la grande Ornella, per le gemelle Kessler, bravissimi, buona settimana, buone di canzoni e musica, bravi tutti, grazie Massimo da Venaria, grazie. Ciao caro Massimo, un abbraccio. Buona settimana ai bravissimi Enrico, Alessia e tutta Casa Peretti, Lilli da Rorà, grazie Lilli. Ciao Lillina. Ricordo che domani sera qua con me Valentina Branca, altro speciale dedicato a Ornella. E poi dopo Lilli di Rorà abbiamo ciao da Luigi, Flora, Giulia e Sergio, ci canteresti una canzone di Vasco Rossi a tua scelta? Grazie, un saluto da Bibbiano, la mettiamo in programma con tanto di dedica, grazie mille. Mercoledì o giovedì arriverà anche Vasco Rossi. Buon inizio settimana amici, viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia da Alessandria. Grazie Ciao. Giovanni, ciao Silvia, vi vogliamo un mondo di bene, grazie davvero. Bellissima serata divertente, bravi tutti, Maria da Torino. Grazie Maria, grazie mille. Grazie Ciao. Maria, grazie. Gioco divertente, bravi ragazzi. Maria da sempre Maria da Torino. Bene, Quante allora Marie piace. abbiamo da Torino? Tante Maria da Torino. Domani continua il gioco, mi Sì, raccomando, giocate sempre insieme a noi. Ciao amici Casa Peretti, ciao Alessia e Enrico. Stasera non sono dell'umore adatto, anche perché purtroppo il Torino ha perso contro 5-1. Ah, sì? Sì. Ciao, salutiamo Enrico da Collegno e Ciao, confermiamo Enrico. purtroppo Torino 1 Como 5. Oh, Succede cioè, ragazzi, succede. Pazienza. Succede. Andrà meglio la prossima domenica. Molto simpatico il nuovo gioco, prima o poi riuscirò a prendere la linea. Buon inizio di settimana, lo dice Tiziano, ma certo. Sicuramente. Ciao Tiziano. Anche perché saranno 3-4 le telefonate ogni sera. Ciao Enrico, ciao Alessia. Secondo round influenza, un abbraccio forte a Amedeo. Ma sì, doveva essere qua. Amedeo. Doveva essere qua giovedì, non ci sarà. Quindi Amedeo, mi raccomando. Enrico, che emozione sentirti stasera, sentire anche Luca ha preso la linea, Fortunello è riuscito a vincere, Sì. ma ci consola poter mangiare panettone insieme al tuo onore. Giusto. In tuo onore. Con te e noi amici distanti fisicamente siamo vicini. Anna, un beludo da Busca. Ciao Busca. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, grazie Busca. Bravissimi, lo dice Nello. Grazie Nello, buona serata. Grazie Ciao. Nello. Mi avete fatto venire la pelle di papera, altro che doca. Che emozione, grazie per le canzoni. Un saluto da Amedeo e Maria. Ciao Amedeo, ciao Grazie. Maria. Ciao carissimi, un bellissimo ricordo delle merende dalla madrina di Alessia. Buona settimana Monia e Lino. Ciao Monia. Sì, Ciao. Monia l'ha conosciuta. Ciao Lino, grazie Un mille. abbraccio. Voi due potete essere un esempio per tutti, ma facciamo soltanto ciò che ci piace fare. Credo Grazie. che riusciamo a farlo anche bene, non lo so. Però l'unica cosa che vi garantisco è che ce la mettiamo tutte le sere. tutta. Grazie Enrico Regia, grazie Alessia Chelucci, ci vediamo domani sera qui con me, Valentina Branca, e sarà un'altra puntata insieme. Grazie a tutti, ciao! Ciao, buona serata. Ciao, a presto.